Qua. Prova, prova. Riesci a vedere tu se funziona? Sì, con Sì, con i giocatori. Come diceva? Ce lo segui. Sindaco, prima lo fai testa foto? Sì, sì, no, appena entrano praticamente. Appena e poi io la consaluto io. Sì, sì. Prova. No, tu fai il discorso e fai il gli auguri, pure io, certo. Io faccio gli auguri di buon divertimento. Perfetto. Ma è già avviata la diretta, io qua non la trovo su YouTube. C'è pure Giovanni Spitaio. Intanto i ragazzi ma non bisogna vedere se la porta. Sì, bisognerebbe mi hai mandato la live? perché ho visto che c'erano dei ragazzi che passavano e tiravano dritto perché la porta. Ma si era preferito aprire di là solo per Ok, sì, ora c'è. Ah, ho capito, ora va bene. C'è l'audio, mi sa. magari questa partita non Hai mandato la live? Vabbè. Perché la giocare quindi possiamo andare
Non disposti, sta andando a piatto spasmo. Buongiorno a tutti e benvenuti a Licata. Un caro saluto da parte del Presidente Volcana, di tutto il Comitato regionale e della delegazione del Agrigento, agli amici di Bolzano e del Veneto. Un ringraziamento al Sindaco di Licata, a tutta la città per l'ospitalità e quindi grazie ancora Sindaco e qua presente con me all'assessore allo sport. Oggi inizia il 61esimo torneo della regione in Sicilia, un evento straordinario che stiamo accogliendo con entusiasmo e speriamo di portarlo a termine con lo stesso entusiasmo che abbiamo iniziato. Quindi benvenuti nella terra siciliana e benvenuti a Licata. Buon divertimento a tutti, do la parola all'assessore allo sport di Licata. Buongiorno, benvenuti a tutti e sì, oggi approfittiamo di questa meravigliosa giornata di sole per festeggiare insieme lo sport che è occasione di socialità, lo sport che è occasione di accoglienza. Dunque siamo orgogliosi di avervi qui, di aver aperto le porte e anche le porte del nostro stadio a voi tutti per festeggiare assieme lo sport. Grazie e buona giornata di divertimento e di bellezza. Prima di passare la parola al Sindaco, grazie alla società dedicata naturalmente per l'ospitalità e la gentilezza come sempre ogni volta che chiediamo qualcosa. Grazie sempre. Ragazzi, buongiorno. È una gioia avervi a Licata. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver permesso questa iniziativa e il nostro augurio che le vostre aspettative siano soddisfatte, che la nostra capacità d'accoglienza sia all'altezza di quello che voi avevate in animo e che questa esperienza vi rimanga come un momento di gioia e di felicità. Viva lo sport, viva il calcio, viva la gioventù, divertitevi e grazie. Siamo felici di avervi a Licata. Grazie. Quello evidenziato è quello
dedicata calcio vita il benvenuto allo stadio Nino Riotta per questo importantissimo torneo delle regioni. Oggi ad affermarsi come prima gara in programma la rappresentativa del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano contro la rappresentativa del Comitato Veneto. Vi diamo subito lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, con il numero 1 San Felici, con il numero 2 Badiva, con il numero 4 Comploi, con il numero 5 Dal Sportivo, con il numero 6 Giovannetti, con il numero 8 Leiter, con il numero 9 Liter, con il numero 10 Mazzol, con il numero 15 Pizzer, con il numero 17 Tossetto e con il numero 18 Tischi. Comitato Veneto invece si schiera con il numero 4 Under 4, con il numero 5 Bellani, con il numero 7 Ceccato, con il numero 8 Furlan, con il numero 9 Gerotto, con il numero 10 Gropo, con il numero 12 Sgro, con il numero 13 Viali, con il numero 15 Padovan, con il numero 18 Romeo e con il numero 19 Schienan. Buon divertimento! Allora, che facciamo adesso? Grazie. Complimenti.
Il campanile numero 6 concede rimessa laterale, anzi si prende la rimessa laterale. Attenzione, qui cerca di scappare sulla fascia sinistra Tosetto ancora una volta, poi riparte dal basso il Bolzano. Tosetto ancora, il capitano lotta con l'avversario, poi si rifugia dietro da Fischer. Mazzol scambia con Comploi, la palla dietro rischiosa dal numero 9 in difesa Lindner, uno dei giocatori di più qualità della formazione bolzanina, tant'è vero che Fritz Lindner è l'unico giocatore della storia di fatto del Rittersport, cioè la sua squadra, ad essere convocato in nazionale Alto Atesina, scusate. Chiaramente a livello giovanile, sono pur sempre dei ragazzi di 14/15 anni. È giusto non bruciare le tappe ovviamente e procedere dal percorso giovanile, almeno a quest'età. Chiari qui cerca di spazzare via, ma viene schiacciato. Poi il Veneto cerca di rifugiarsi in avanti, riesce con la sponda di Gerotto che salta via due avversari, anzi Furlan. Chiari se la sposta sul destro, ce l'ha lì, ancora Furlan, ce l'ha sul sinistro, prova a metterla in mezzo, sterza, poi il cross in mezzo, la difesa spazza via, allontana dalle parti della rimessa laterale, poi insiste col pressing il Bolzano, che cerca di non perdere il possesso ma è costretto a concedere rimessa laterale, incaricarsi della battuta Andolfatto. Duro qui Gioele Romeo, poi attenzione qui errore della difesa del Veneto, Chiari prova a incrociare, la parata di San Felici. Militante nell'Eubrecht, e ricordiamo vivaio della Südtirol. Chiari cerca di riproporre in avanti, ma trova l'intervento sicuro di Schig, poi rischia qualcosina il Bolzano ed è costretto a concedere nuovamente un altro possesso alla formazione veneta, quando siamo al 9° minuto di gioco. Palla di testa, riproposta in avanti, poi cerca di liberare il Bolzano e di ripartire con il numero 2 Baliva, fermato da Sgro. La palla era lunga, l'ha inglobata il numero 12 in maglia grigia, poi qui scivola l'avversario, Tosatto allora sa proprio il pallone, smista con i compagni, poi il Veneto riesce a riottenere il possesso quando siamo al 10° minuto. La precisione ovviamente dei giocatori è quella che è, però a livello di intensità non si può assolutamente dire nulla a questa partita. Squadre lunghe e azione da una parte e dall'altra quando siamo ancora al 10° minuto. Ci aspetta sicuramente una bellissima gara e voi restate connessi con noi sui canali YouTube della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia per seguire la diretta di questa partita e di tante altre che si stanno giocando contemporaneamente delle varie formazioni Under 15. Ricordiamo, è la prima delle 4 partite che seguiremo qui da Licata con voi. Commentate da me Giovanni Indovina. Questa è chiaramente la formazione Under 15. Le formazioni Under 15 che si stanno affrontando tra Bolzano e Veneto. Alle 11:30 si affronteranno le formazioni Under 17, alle 14:30 avremo modo di seguire le formazioni femminili e poi alle 17, ultima sfida di oggi, tra le juniores, tra le Under 19 delle due compagini. Predica calma qui la panchina bolzanina nella battuta di questo calcio di punizione che può sicuramente rivelarsi pericoloso. La palla in mezzo, Sgro la fa sua, sfrutta i propri centimetri a disposizione, al contrario dei Parietà
E poi attenzione, il lancio lungo, Chiari scappa via, prende anche un colpo ma scappa via col sinistro, cerca la conclusione, viene anticipato, poi la difesa da allontanare, ma qui ha rischiato grossissimo. La formazione bolzanina, attenzione qui il numero 2 scappa via ancora Baliva. Anticipato, poi subisce fallo, uno dei primi falli di questa partita. Il Veneto riparte qui subito con la sventolata col sinistro di Furlan, anticipata però dalla formazione bolzanina. Cerca l'inserimento di Baliva, anticipato però dalla difesa, non si sono proprio capiti qui il centrocampista e il centravanti in maglia numero 2 azzurro. Fischer va dietro ancora, la sventolata in avanti a cercare l'inserimento di Giovanelli, anticipato da Gerotto, che poi allontana, cerca di far la sua Tosetto, svirgola un po' il pallone, lo aiuta Fischer, poi prova Giovanelli a riproporre in aria, ma non c'è nessuno. Siamo al 13° minuto di gara, ricordiamo siamo ai nastri di partenza della 61esima edizione del Torneo delle Regioni 2025, si sta eccezionalmente disputando in Sicilia e questo è un grande onore per noi. Attenzione, Chiari con un po' di fortuna salta il primo difensore, non il secondo, che libera il rimessa laterale da metà campo. Abbiamo l'onore di ospitare la nostra regione, la nostra isola, l'onore di ospitare questa edizione del Torneo delle Regioni, con l'auspicio che i ragazzi coinvolti possano divertirsi il più possibile, che vinca il migliore. Ovviamente che sia anche un traguardo per la crescita professionale e umana dei giocatori che vediamo in campo oggi, ovviamente anche sugli altri campi, che sono esperienze chiaramente che vengono offerte ai giovani, ma che non capitano sempre, ecco. Sicuramente sarà un grande onore anche per i giocatori in campo aver ottenuto la convocazione dei propri comitati per questa importante competizione. Siamo al 14° minuto, risultato ancora di 0-0. Si è reso pericoloso Chiari poco fa con una conclusione sul secondo palo a giro. Il portiere l'ha fatta sua, però per i bolzani invece poca sostanza, tante azioni ma poca sostanza, e ancora 0 tiri in porta, ad eccezione di un calcio di punizione battuto lungo ma inglobato poi dal portiere Sgro. Intanto il corner, il primo della partita, concesso alla formazione bolzanina. Il corner battuto dagli altoatesini, da Moritz Fischer. C'è libero sul secondo palo il compagno che prova di testa a incornare. La deviazione della difesa del Veneto e ancora il calcio d'angolo per il Bolzano. Sono tutti in area a difendere i giocatori veneti, ad eccezione di Chiari, che si è rivelato, almeno in questo primo quarto d'ora di gara, il giocatore più pericoloso in maglia veneta. La palla lunga, ci ha provato qui dal cortivo. Sale pian piano il Veneto, stavolta si va sulla fascia destra dal capitano Furlan. C'è in mezzo Schenal, visto poco sin qui, preferisce non servirlo e rifugiarsi a centrocampo. Eccolo proprio qui Schenal, che va dal numero 9 Gerotto, va in mezzo, la difesa allontana in due tempi, il campanile alzato, il tentativo di ripartenza è sicuro, però qui l'intervento di Padovan, che concede la touche, la rimessa laterale alla formazione bolzanina, che si rende ancora una volta pericolosa, seppur le conclusioni in porta finora siano 0. Di fatto non ce ne sono state, non è stato impegnato granché l'estremo difensore veneto Sgro, Tommaso Sgro.
Ricordiamo nuovamente il più giovane in campo, essendo nato nel 2011. Qui cerca di scappare via. Ceccato, ma viene anticipato dall'intervento della difesa e dalla presa sicura di Sanfelici. Intervento di testa poi della difesa ad allontanare. Tosatto cerca di farla sua, poi il rimpallo aiuta il compagno. Qui cerca di far qualcosa a Giovanelli, ma è ottima la difesa del Veneto. Poi però cade il numero 9. La palla sta per rifugiarsi in corner, forse l'ultimo tocco è dell'atleta Veneto, e così infatti sembra. Gerotto ha duellato con Giovanelli, alla fine si è preso un'ottima rimessa laterale l'Alto Atesino, il numero 6 Alto Atesino. La palla in avanti, sembra essere in fuorigioco, sì, per il gioco netto Tosetto. Battuto corto questo calcio di punizione, Sgro. Romeo. Dietro da Sgro. Gobbo. La finta su Baliva che rischia qualcosa, però alla fine l'intervento di Tosetto che cerca di riservire Baliva, poi va a disturbare il numero 10. Fallo un po' generoso secondo me, concesso al Veneto, che dalla tre quarti può provare a creare qualcosa nell'area di rigore avversaria e impegnare nuovamente l'estremo difensore Sanfelici, impeccabile prima sull'intervento su Chiari, in occasione dell'intervento su Chiari del numero 13 in maglia veneta. Andando siete in 223 a guardarci, a noi fa enormemente piacere. Sono sicuramente tanti genitori che stanno guardando in maniera orgogliosa i propri figli. Palla lunga. Cercare qualche compagno, Schenal la tiene in campo, anzi no, c'è della rimessa. Il selezionatore Wolfgang Krepaz arringa i suoi, chiedendo ancora più intensità, sinonimo di determinazione e grande voglia di ben figurare in questa competizione. Attenzione, qui passa il numero 8, lo scavetto a cercare Giovanelli di Finlater. Atleta Ternatus, la palla rimane in campo, attenzione, col numero 2 prova a segnare e poi arriva il gol di Dal Cortivo, è l'1-0 del Bolzano, meritato per quello che abbiamo visto. Hanno creato tanta densità nell'area, nella metacampo offensiva e adesso hanno trovato la rete. Palla allontanata, rischia il numero 9, poi ci mette una pezza il compagno di reparto. Prova a scappare via Schenal e a servire i compagni, ma viene anticipato da Moritz Fischer che addirittura cerca di ripartire con l'esterno piede. Poi Tosetto ancora pericoloso a cercare l'inserimento di Giovanelli. Poi addirittura col tacco Leiter ad allontanare. Ricordiamo il gol di Dal Cortivo a portare in vantaggio il Bolzano.
La palla riproposta in aria per Furlan. Si sposta sul sinistro, rischia la difesa qui di commettere fallo, poi prova, cerca il secondo palo col suo sinistro a giro, ma la palla esce neanche di poco. Sanfelici con suo sinistro lungo, cercare un compagno, Chiari cerca il cambio gioco, poi di testa arriva puntuale l'intervento degli avversari. Baliva cerca di scappare via, cade, si rialza, Baliva in avanti per Tosetto, anticipato poi Romeo qui ad accaparrarsi questo pallone, regalato però al Bolzano. Fischer in avanti, cercare dal Cortiva, autore del gol dell'1-0. Indicazioni del portiere Sgro per sistemare la barriera, in attesa di questo calcio di punizione del capitano con la maglia numero 17 azzurra, Tosetto. Attenzione, qui è uno schema col numero 18, il numero 18 poi cerca la conclusione in porta, Shig, ma la palla esce. Furlan parte sulla fascia destra, Romeo, Gobbo, c'è Gerotti in avanti, serve Chiari che poi prende un colpo e ottiene un calcio di punizione ottimo per la posizione. Aveva servito Ceccato, poi Chiari è rientrato col destro, si è spostata sul suo piede preferito con cui ha calciato prima e con cui ha impegnato Sanfelici, e si è preso un ottimo calcio di punizione. Le indicazioni di Claudio Tosato, selezionatore alla guida oggi dei Veneti. A calciare va il capitano Furlan. Vediamo se anche loro opteranno per uno schema, anche se la posizione è più invitante rispetto a prima. E mi sembra intenzionato a calciare in porta il capitano Veneto, che infatti va in porta. Sanfelici in due tempi rischia qualcosina a causa della presenza di Chiari, ma poi rinvia sicuro. La palla fortunatamente viene raccolta da un compagno. Il cambio gioco in avanti, Gerotto per Tosetto, Giovanelli che cerca di riservire Tosetto, che va a lottare con Gerotto. La palla finisce sul fondo. Un bel duello quello che stiamo vedendo tra le due squadre in campo. Qui Furlan scappa via, è veloce con l'esterno piede addirittura, va da Ceccato, la palla rimane lì, ce l'ha sul destro a porta vuota. La palla va sul fondo, è stato sbilanciato con esperienza dal portiere e dai difensori avversari. Qui Ceccato prima della conclusione in porta. Una grande giocata, tra virgolette, dei Veneti, che con astuzia hanno evitato il gol del pareggio. Scusate, dei Bolzanini, che hanno evitato il gol dell'1-1. Furlan col sombrero addirittura all'avversario, scappa via, la palla è ancora sua, punta l'uomo, lo salta, prende il fallo. Che dinamismo Furlan, gran giocatore. Centrocampista in forza al Mestre, Davide Furlan. Sono le 10:04, siamo al 26esimo minuto, 1-0 il punteggio.
Ancora Furlan a battere col suo sinistro. Anche qui mani sui fianchi. L'intenzione sembra essere quella di calciare in porta, vediamo. Stavolta va in mezzo, allontana. Baliva, poi cerca di ripartire con Giovanelli. La formazione altoatesina, attenzione al lancio dall'altra parte, dove c'è Mazzol che se l'è spostata sul sinistro. Romeo fa una grande cosa e l'allontana. La palla ancora degli azzurri. Dal Cortivo cerca di calciare in porta, ma viene rimpallato dal difensore avversario, poi cerca di uscire il numero 8. È buono il disimpegno, si prende un'ottima rimessa laterale il Veneto. Fischer passa via, poi la difesa allontana ancora una volta. Fischer a riprendersela, aiutato da Tosetto. Poi la palla è del Veneto, addirittura col colpo di tacco Furlan. Palla in avanti a cercare la velocità di Schenal, ma viene anticipato. Poi Baliva cerca la velocità del compagno, ma la mira è totalmente imprecisa, ma in un modo o in un altro riesce lo stesso a raggiungere Giovanelli. La palla non è uscita. Attenzione Chiari qui, che si è già reso pericoloso più volte. Salta ancora una volta l'avversario, cerca di saltare il secondo. La difesa del Bolzano arriva prima, ma la palla è ancora del Veneto. Il lancio lungo, attenzione, lo stop e la conclusione rimpallata dall'Eiter, che fa una grandissima cosa qui, scivolata al volo praticamente a fermare la conclusione di Ceccato. Poi la palla in mezzo ancora Chiari, non ci arriva per un soffio. Cerca di riproporre in avanti qui Andolfatto, ma la palla finisce in rimessa laterale ancora per il Veneto. Stavolta i ruoli si sono scambiati, dopo il vantaggio quella a creare più densità e a rendersi più pericolosa sembra essere la formazione veneta rispetto all'avversaria. Ripropone in avanti qui la difesa del Veneto, poi Gobbo, Bellani a cercare Romeo, che si è preso le chiavi del centrocampo, sta facendo grandi cose sia in difesa che in attacco. La palla in mezzo, Sanfelici, impresa sicura. Estremo difensore cresciuto nel vivaio della Sud-Tirol, Patrick Sanfelici, classe 2010, lui come tutti, ad eccezione, l'abbiamo detto tante volte, di Sgro. Tosetto, Giovanelli cerca di tenerla in campo e riesce, prende anche un colpo però, probabilmente un pestone. La palla è ancora del Bolzano. Dal Cortivo per Baliva, spalle alla porta. Tosetto si era inserito qui dal Cortivo. La palla ancora del Bolzano, sbagliato il passaggio, rimane lì la sfera. Romeo, manovra ancora in avanti il Veneto. Sembra aver perso l'attimo qui il numero 18, che poi riesce comunque a servire Bellani. Tosetto rischia qualcosa, non cede la rimessa. Gerotto, attenzione qui, l'inserimento del numero 4 che calcia in porta e scheggia il palo. Andolfatto cosa aveva fatto qui? Salta l'avversario, calcia in porta e per poco non fa un grandissimo gol per trovare il gol del pareggio. La rete di un momentaneo 1-1 per rispondere a quella di Dal Cortivo. Rimessa veneta, qui forse c'è stata una deviazione del portiere a quanto pare. A questo punto possiamo dirlo, gran parata di Sanfelici. Poi la difesa spazza via. Padovan con esperienza si tiene la rimessa. Andolfatto, Schenal, ancora Andolfatto, sguscia via, poi la palla per Romeo è buona.
il gran controllo del numero 18, sicuro in tutto quello che fa, poi tenta di aprire col sinistro Gobbo, ma regala una rimessa laterale da metà campo al Bolzano. Siamo al 32esimo di gioco. Tanta intensità, ma massimo rispetto da entrambe le parti. Stiamo vedendo davvero una bella partita. Ancora Padovan qui ad allontanare. Non si intendono Fischer e Tosetto, poi proprio il capitano azzurro cerca di prendere il pallone che viene spazzato, poi rimessa laterale in favore del Veneto. Aveva provato a salvarla Giovanelli, ma la palla era lunga ed era destinata a uscire. Ancora una volta rimessa laterale il Bolzano, stavolta con Fischer. Girotto per Romeo, Padovan, dando il fatto. C'è Furlan che si fa vedere, sicuramente uno degli uomini più pericolosi del Veneto, insieme a Chiari. Dando il fatto che prima ha scheggiato un palo, qui passaggio brutto da parte di Furlan, la palla viene allontanata. La ricerca del possesso di Baliva, che non riesce a tenerla. Poi attenzione qui perché Ceccato ce l'ha sul destro, si gira, la palla in mezzo, esce in corner. È giusto il corner, giusta chiamata del guardaline qui, la deviazione è sembrata netta. Siamo al 33esimo di gioco, Romeo a battere col suo sinistro questo corner, la palla in mezzo, svetta più in alto di tutti Padovan, la palla è sul fondo. Siamo all'inizio del 34esimo minuto di gioco. Punteggio, ricordiamo, di 1-0 in favore del Bolzano. Il gol di Darko Ortivo. La palla spazzata in avanti. Giovanelli cerca di tenerla, ma Chiari la fa sua. Salta un avversario, tenta di saltare il secondo. Il cambio gioco per Furlan, la palla è lì, va a lottare con lui Comploi. Poche volte chiamata in causa il tunnel di Furlan addirittura, che fa gasare non poco la panchina del Veneto. Avere un bel giocatore, David Furlan. Rimessa laterale in avanti. Ancora Furlan, ce l'ha sul destro, cerca di saltare l'avversario di nuovo. Stavolta però il campo finisce, si è allungato troppo il pallone qui. Scusate, andò il fatto, non Furlan. Che sembra un po' dolorante, si sta toccando il braccio il numero 8. Sul contrasto di prima probabilmente ha preso un colpo. Sanfelici intanto a rinviare col suo sinistro. Squadre molto lunghe, intensità molto alta. Davvero una bella partita per inaugurare il torneo delle regioni qui a Licata. Batte con calma il Bolzano. A controllare il braccio Furlan, che ha fatto male proprio lì dove c'è la fascia da capitano. Fa controllare quindi Veneto momentaneamente in 10. Fa riprendere il gioco il direttore di gara. I giocatori in maglia rossa di fatto in inferiorità numerica. Prova a sgusciare via qui Baliva, ma l'arbitro ferma tutto. Concesso fosse il cambio rimessa. Gobbo col suo sinistro prima ha rischiato grosso, inseguito da Baliva qui, intensità assurda da parte di Nicolò Baliva, l'abbiamo elogiato più volte. Baliva lotta con l'avversario, c'è Giovanelli che sporca un po' il pallone, anzi Tosatto sporca il pallone diretto a Giovanelli, poi la palla in mezzo, spazzata via da Romeo, la fa sua il numero 18 azzurro, Tosatto. Ce l'ha sul sinistro, se la sposta sul destro, gran giocata di Tosatto, non gli leva nessuno il pallone.
la palla gli rimane lì, non sa più cosa fare, la butta in mezzo, c'era Bariva, è arrivata prima la difesa avversaria. Dunque fine primo tempo di gioco. L'audio si sente?
Siamo tornati in diretta dal Dino Liotta Dedicata per la ripresa di Bolzano Veneto. Ricordiamo che i tempi per i giovanissimi, per gli under 15 durano 35 minuti. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-0 in favore del Bolzano. Il gol di Dal Cortivo, intanto c'è qualche cambio. Quindi si scambiano un 5 di incoraggiamento i giocatori veneti, così come quelli bolzanini avranno fatto sicuramente all'interno degli spogliatoi per caricarsi, per difendere un risultato che frutterebbe 3 punti importantissimi agli altoatesini. Sono pronti a entrare il numero 2 Adelini e il numero 14 Mreule per i veneti. Sembrano in procinto di uscire invece Bellani, che non si è visto molto in campo, e Gioele Romeo, che ha fatto davvero una grande partita. È sembrato abbastanza solido, è sembrato abbastanza sicuro dei propri mezzi, e infatti è così. Esce Bellani, al suo posto Mreule. Esce purtroppo, direi, perché ha fatto una bella partita ed è stata un po' una gioia per gli occhi, Gioele Romeo. Entra al suo posto Adelini, che dunque andrà a prendere il posto a centrocampo. Un'ottima partita per il numero 18, uno dei migliori in campo a parer mio. Fine gara magari commenteremo la partita e vi diremo quelli che secondo me, almeno dalle impressioni direttamente dalla tribuna stampa dello stadio Liotta, quelli che secondo noi saranno stati i giocatori migliori che si sono distinti di più in questo primo tempo, direi Furlan e Romeo. Intanto inizia il secondo tempo, Furlan e Romeo per il Veneto. Per il Bolzano sicuramente Dal Cortivo, che è stato il giocatore che ha trovato la rete del gol, la via del gol, l'unica rete ovviamente di questa partita. Attenzione intanto proprio Mreule a proporre in avanti, allontana la difesa. Per il Bolzano gran partita da parte di, come dicevamo, Dal Cortivo. Ha giocato bene anche Tosetto, che qualche volta ha creato qualche pericolo nelle retrovie venete, però poteva sicuramente fare di più. Tanta classe ma poca sostanza, almeno per quello che abbiamo visto ora. Sicuramente avrà modo di rifarsi e avrà modo di rendersi nuovamente pericoloso. La rimessa laterale per il Bolzano, cercare in avanti Baliva. Lindner, la palla in avanti, sguscia via qui, Ceccato. Schenal, va via Schenal, ne salta 2, ne salta 3 con un po' di fortuna, salta anche il quarto poi. La difesa dice di no. Ancora Schenal a recuperare il pallone, ripropone in avanti. Ceccato ce l'ha sul sinistro, la palla rimane lì. Una via di mezzo, poi Schenal in avanti, la difesa ancora ad allontanare, Ceccato a lottare. La spazzata via, ma c'è Mreule che gestisce male questo pallone, un po' morbido nel controllo. Bella giocata qui di Dal Cortivo, poi spazza via. Ovviamente Dal Cortivo ha scelto tra i migliori di questo primo tempo, non solo per il gol ma in generale per la prestazione. Ha giocato bene anche Fischer, metronomo del centrocampo altoatesino. Schenal, lancia in avanti, troppa fretta però. Bene Schenal. Furlan col sinistro, si è ripreso dopo il problema al braccio, calcia col sinistro, la parata e la traversa. Sanfelici qui si è superato, ma cosa aveva fatto Furlan? Sicuramente tra i migliori in campo del primo tempo, ma direi in generale della gara. Davvero una grande partita di Furlan, che se la sposta sul suo piede preferito, calcia da distanza siderale. Sanfelici qui è costretto a superarsi per respingere la conclusione del capitano veneto, che poi bacia la traversa. Palla allontanata e rimessa laterale da Padovan. Siamo al terzo minuto della ripresa, 32 alla fine. Abbiamo già detto che
Un tempo per i giovanissimi dura 35 minuti, il primo tempo ha avuto 60 secondi di recupero. Attenzione, qui cerca di tenerla in campo Schenal. Ancora rimessa per il Bolzano. In avvio di ripresa sta creando tanta densità nell'area avversaria per cercare il gol del raddoppio e scongiurare un eventuale pareggio. Attenzione qui, dal cortivo passa, la tiene ancora, la fa sua, si prende un ottimo corner. Simone dal cortivo. E il suo gol che sta decidendo la gara. Il selezionatore Wolfgang Krepaz qui insiste per far calciare il corner a uno dei suoi prediletti, uno dei suoi gioiellini, Moritz Fischer, che sembra pronto per la battuta con il suo sinistro in avanti. Difesa del Veneto respinge, Tosetto ce l'ha sul sinistro, ancora Moritz Fischer, la palla in mezzo, la palla rimane lì, rischia qualcosa qui Furlan, una sponda un po' scivolando per Sgro. Andolfatto, enorme intensità da parte di entrambe le squadre. Bolzano qui recupera la palla, bel gioco, ottimo il disimpegno, poi rischia qualcosina dal cortivo che poi riesce a servire Baliva, che tenta di farla sua, ma concede la rimessa laterale. Controllo un po' difettoso del numero 2 Bolzanino, che di fatto è l'unico uomo nella metà campo avversaria a pressare costantemente la difesa, sembra abbia davvero 3-4 polmoni, ma d'altronde ha pur sempre 14 anni, è chiaro che abbia più resistenza di un senior. Furlan per Chiari, anche lui si è reso tanto pericoloso nella prima frazione, così come il proprio capitano. Siamo all'inizio del 6° minuto di gioco, 1-0 il punteggio per il Bolzano al 21esimo. La rete di dal cortivo, qui passa Furlan, cerca addirittura la Veronica, la palla finisce sul fondo. Pronto a cambiare qualcosina il Veneto. Un altro doppio cambio. Pronti a entrare Agnoletto e Gritti. Esce Andolfatto, che ha scheggiato un palo, ricordiamo, nella prima frazione di gara. Ed esce anche Gobbo. Esce anche Padovan. Il rinvio di Sanfelici con il suo sinistro, colpo di testa di Baliva, poi Gritti, chiamato per la prima volta in causa, cerca di riproporre in avanti, ma la difesa del Bolzano arriva entrambe le volte per prima, poi Furlan inventa cercare l'inserimento di Ceccato, i difensori si ostacolano un po' a vicenda, poi riescono a liberare in rimessa laterale. Siamo all'8° minuto di gioco. Mreule, la palla, c'era Furlan che la stava aspettando, Chiari calcia col destro, la palla esce, ha cercato ancora una volta il secondo palo Chiari, stava per fare un gran gol. Ottima l'idea, buona anche l'esecuzione, che però non ha centrato lo specchio della porta difesa da Patrick Sanfelici.
Quest'anno 20 gol per Mahmoud Chiari nei giovanissimi Elite Under 15. Lui che di ruolo chiaramente fa l'attaccante. Libera Amreule. La palla viene toccata da Adelini che concede la rimessa laterale al Bolzano. Attaccante anche proprio il numero 2 Giovanni Adelini, che quest'anno ha realizzato 24 reti sempre nei giovanissimi Elite. L'anno scorso addirittura negli Under 14 si è superato con la bellezza di 50 gol. E attenzione, la palla ancora per Chiari che ce l'ha sul destro, cerca il passaggio per Ceccato, troppo altruista qui Chiari. Si prende in ogni caso una buona rimessa laterale, ma l'impressione che col suo destro potesse far male a Sanfelici e potesse cercare anche la conclusione in porta. Qui però con l'esterno piede ha cercato di servire il numero 7. La difesa è arrivata prima e ha concesso il calcio d'angolo, scusate. La palla in mezzo! Preso 8 qui con la conclusione col sinistro al volo. La palla però non ha centrato lo specchio della porta, pertanto così si stava per inzaccare all'angolino. È stato fortunato qui il Bolzano. E attenzione perché adesso entra Unterweger. Esce Mazzol. Entra Unterweger con il numero 20. La conclusione qui di Presotto, veramente stava inzaccando all'angolino. Purtroppo la visuale è ottimale, quindi ci capirete se qualche volta sbaglieremo qualche numero di maglia o qualche giocatore. Ceccato col sombrero salta l'avversario, ce l'ha sul sinistro, va in avanti ma si dimentica del pallone che viene poi spazzato dal Bolzano e regalato a Sgro. Il lancio lungo in avanti, Ceccato per Gritti. Messa laterale battuta dal numero 11 che lotta con l'avversario, la palla rimane lì, arriva prima di Schenal la difesa del Bolzano. Attenzione perché la palla è diventata un flip per la partita, palla che va da una parte all'altra, poi Chiori tenta di allungare di testa ma la palla esce. Prime sostituzioni per il Bolzano, che dopo aver sostituito Mazzol a favore dell'ingresso di Unterweger sostituisce anche Giovanelli, al suo posto Hug. La maglia numero 19 Christian Hug. Si tratta del secondo cambio per il Bolzano. Vedete invece ne ha già cambiati 4: Romeo, Padovan, Gobbo e Bellani. Valiva controlla col petto, poi cerca di servire Tosatto, la palla rimane lì. Bella la giocata di Furlan che poi sterza, attende un po', il lancio lungo verso Ceccato. Sanfelici arriva prima, ancora in presa sicura Patrick Sanfelici che si è superato prima con una parata sullo stesso Furlan. Davvero una prodezza dell'estremo difensore altoatesino, ha fatto davvero una gran bella parata. Lottano qui, intervento abbastanza duro di Ceccato ai danni di Comploi. Che voglia però, che intensità questi ragazzi.
Attenzione, cerca di partire in contropiede la formazione bolzanina, ma la palla è ancora per Furlan, che calcia col sinistro, ci ha riprovato Furlan. Stavolta la conclusione è uscita, non è servita la parata di Patrick Sanfelici per scongiurare l'esecuzione, il gol del pareggio. Una grande esecuzione, il gol del pareggio di David Furlan, capitano veneto. Sta facendo davvero una grandissima partita e si sta rivelando l'uomo più pericoloso tra i suoi. Palla in avanti, con esperienza Sgro, si prende il rinvio, poi cerca di accelerare i tempi, va a servire Presotto, che prima è andato vicinissimo alla rete dell'1-1, sicuramente l'occasione più nitida del Veneto, insieme alla traversa di Furlan e al palo di Andolfatto nel primo tempo. Insomma, un po' sfortunati oggi i veneti. Una volta per merito di Sanfelici, che si è superato con una prodezza ai danni di Furlan, e poi il palo di Andolfatto e la conclusione che è uscita veramente per questioni di centimetri del neo entrato Presotto. Siamo al 15° di gara, Baliva va a lottare con l'avversario, poi arriva Schenal, si fa però soffiare il pallone, alla fine la rimessa no, la palla è rimasta in campo. Schenal, colpetto per Furlan, di prima col sinistro a cercare l'inserimento di Ceccato, arriva ancora una volta Patrick Sanfelici. Fatto solamente una grande parata, Patrick Sanfelici è stato impegnato di fatto solo una volta a livello di esecuzioni, ma con i lanci lunghi li ha presi tutti, dimostrando anche grande solidità e grande sicurezza tra i pali. La rimessa laterale in favore del Bolzano, che cerca con grande determinazione il gol del raddoppio, prima che la fortuna possa premiare gli audaci veneti e regalargli il gol del pareggio, perché effettivamente se lo meriterebbero, considerando il palo, considerando la traversa e considerando la conclusione di Presotto che è uscita di un non nulla, mentre invece Sgro è stato impegnato poche volte. Attenzione, qui la difesa rischia grosso, arriva puntuale però l'estremo difensore in maglia numero 12 Sgro, che poi fa ripartire i suoi. Il lancio lungo per Ceccato, anzi per Adelini, la palla rimane lì, cerca di passare Furlan tentando il tunnel ai danni dell'avversario. Il Bolzano si rifugia in rimessa laterale. Gritti adesso fretta di trovare il gol del pareggio, il Veneto, la palla rimane lì, lotta Adelini. Quest'anno abbiamo detto al campo d'Arsego 24 gol. Siete in 252 a guardare la gara Under 15 tra Bolzano e Veneto e vi ringraziamo per seguire la nostra diretta. Vi ricordiamo che è la prima di oggi. Tra un'ora esatta avrà inizio la gara Under 17, sempre tra queste due formazioni. Alle 14:30 quella femminile Under 23 e infine alle 17 inizierà quella juniores, quella dedicata agli Under 19, sicuramente quella che più riempie di aspettative gli spettatori che ci seguiranno da lontano, ma anche lo stadio, sia per l'orario sia chiaramente per la qualità. Sono la maggior parte dei giocatori che giocano in promozione d'eccellenza, mentre invece quelli che stiamo guardando adesso chiaramente sono più giovani e militano in categorie giovanili. Ceccato la tiene in campo, anche se protestano un po' i bolzanini. Schenal, la palla per Furlan, se la ritrova sul sinistro, tenta di allargarsi, non può calciare, ci prova invece Mreule, ma la conclusione lascia un po' a desiderare.
Attenzione qui, Tosetto, uno dei più pericolosi dei suoi. Tenta di creare qualcosa. Si prende una buona rimessa laterale Ughe, chiamata in causa per la prima volta in questa partita, da quando è entrato. Al posto di Giovanelli, ricordiamo, per agire sulla fascia destra. Fatto bene Giovanelli, anche se sicuramente poteva fare di più, ma non ha ricevuto grandi palloni, diciamo, dai suoi compagni. Qui Tosetto in avanti per Baliva, arriva ancora una volta Sgro ad anticipare il numero 2. Il lancio lungo, c'è proprio Adelini sul pallone, l'altro numero 2, poi la difesa rischia grosso qui, 2 volte. Ceccato per Schenal. Similiano Schenal se la sposta sul destro. C'era ancora lì la difesa del Bolzano libera. Presotto. La palla lunga, Furlan, c'era lì, Chiari, scusate. Palla sul fondo ancora una volta. Siamo al 20° minuto. Sanfelice con tutta la calma del mondo si appresta a battere questo rinvio. Manca un quarto d'ora alla fine, più recupero. Il Veneto ha avuto grandissime occasioni per pareggiarla, ma non le ha sfruttate a dovere, anche a causa di un po' di sfortuna. Sicuramente la Dea Fortuna finora non li ha premiati, considerando la ghiotta occasione di Presotto, considerando il palo di Andolfatto e considerato la traversa di Furlan. Conclusione perfetta, però sporcata da Sanfelici. Il lancio in avanti, arriva puntuale numero 4 che poi prova ad allargare per Darko Ortivo, che sta ancora decidendo la gara. Lotta con Gritti, l'arbitro fischia fallo in favore del Veneto. Vista una trattenuta che si è protratta da parte di Darko Ortivo. Mreule prova a servire Chiari. Non un ottimo approccio alla gara da parte di Mreule, che prima ha provato anche la conclusione, ha cercato la conclusione, il gol del pareggio, ma non l'ha trovata. Un tiro che ha lasciato un po' a desiderare. Intanto altra sostituzione per il Bolzano. Pronto a entrare Paolazzi Simone. Vediamo chi uscirà. Un po' sanguinante dal Cortivo, un colpo ricevuto prima. Congelato il cambio per ora, si è capito chi deve uscire. Tanto è pronto a rientrare in campo Fritz Lindner, che ha preso un brutto colpo prima. È sanguinante, è pronto per rientrare sul terreno di gioco. È stato medicato a dovere dallo staff medico. Adesso sì, entra Simone Paolazzi, esce Finlater. Atleta militante nella Virtus Bolzano, Paolazzi, molto promettente sicuramente come tutti gli altri compagni, e così evidentemente per meritarsi la chiamata da parte del proprio comitato provinciale per questa prestigiosa competizione. Sanfelici, intanto rimane in 10 il Bolzano, e ancora fuori Lindner per il colpo ricevuto prima. Va a lungo Sanfelici. Chiari in avanti, Furlan riesce a sgusciare via, Adelini lo serve, attenzione a Furlan che col destro prova a servire Ceccato. Sanfelici ad anticipare il numero 7, la palla rimane lì, Ceccato in mezzo, la difesa l'anticipa, ancora la palla è lì, Chiari, il rimpallo e poi incredibile, la parata di Sanfelici su Chiari.
Poi Schenal cerca la conclusione dalla lunga distanza, ma veramente un'altra grandissima parata di Patrick Sanfelici, che qui si è superato, qui si è nuovamente superato. Ha fatto una grandissima cosa qui, la difesa ha rischiato grosso, allontanando male questo pallone, forse era stato sbilanciato da qualche avversario, il difensore bolzanino. La palla è rimasta lì, Chiori l'ha stoppata, ha calciato a botta sicura, ha trovato la risposta pronta di Sanfelici. Probabilmente il migliore in campo per quanto riguarda il Bolzano, vista questa parata, vista la parata su Furlan, sul sinistro dalla lunga distanza di Furlan. 25esimo, 11 alla fine, più recupero, ancora 1-0 il punteggio in favore del Bolzano. Comploi si prende una buona rimessa. Ogni pallone adesso ha un peso specifico enorme per entrambe le squadre. Da una parte il Veneto, che deve a tutti i costi cercare il gol del pareggio e se possibile anche quello della rimonta. Da una parte il Bolzano, che vuole sicuramente consolidare il vantaggio, custodire il vantaggio ed evitare che gli avversari possano risalire la china. Attenzione qui, la palla per Ceccato, ottimo il controllo, ce l'ha sul sinistro, se la allunga, si era autoinnescato qui Samuele Ceccato. Ancora una volta l'uscita perfetta di Patrick Sanfelici, migliore del Bolzano probabilmente, insieme a Tosetto, insieme a Fischer, insieme a qualcun altro, ovviamente anche dal Cortivo, autore del gol dell'1-0, che sta ancora decidendo la gara. Lotta tra numero 13 qui, tra Chiari e Paolazzi, rimessa laterale per il Veneto. Furlan controlla il pallone, rimessa laterale ancora in favore del Veneto. Sta creando tantissima densità nella metà campo, nella tre quarti avversaria, ma non riesce ad arrivare in porta. Intanto è pronto per entrare Mamoudou Camara. Esce Chiari. Esce Moritz Fischer intanto per gli altoatesini. Al suo posto Aaron Paintner. Entra Camara. Vediamo chi esce. È uscito Chiari, è uscito Mahmoud Chiari. Grande gara la sua. Esce alle spalle della porta difesa da Sanfelici Mahmoud Chiari, mentre il numero 1 altoatesino si prepara per il rinvio effettuato adesso. Camara chiamata in causa per la prima volta, se la allunga di testa. Grande intervento di Fritz Lindner, che si rifugia in rimessa laterale. La palla per Ceccato, cerca la conclusione, trova un buon calcio d'angolo. Insiste il Veneto. Insiste la formazione veneta, che obiettivamente meriterebbe il gol del pareggio. La palla in mezzo! Svetta più in alto di tutti, preso 8 e stavolta sì, c'era andato vicinissimo prima, adesso ha trovato il gol del pareggio del Veneto. L'abbiamo detto una manciata di secondi fa, lo meritava questo gol. La formazione in divisa rossa. 1-1. Tutto da rifare dunque per il Bolzano. Qui l'uscita un po' a vuoto di Patrick Sanfelici, che abbiamo elogiato veramente tantissime volte nel corso di questa partita. Probabilmente sull'unico errore che ha fatto, poi chiaramente c'è da vedere il replay, ma sull'unica uscita a vuoto che ha fatto è arrivato il gol del Veneto.
Schenal era pronto a ripartire, ha fischiato fallo, però il direttore di gara Baliva a ringhe suoi per accelerare i tempi. Tosetto a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione, vediamo se andrà in porta o se sventaglierà in mezzo per qualche compagno, trovare l'incornata di qualche compagno, se ci sarà qualche schema come abbiamo visto anche nel primo tempo. Tanto del Veneto c'è solamente Mamoudou Camara in attacco. Tosetto parte, prende in pieno la barriera, poi allontana la difesa veneta. Lindner a riproporre in avanti, Mneolo e spazza via. Adellini cerca di servire Camara, ma la palla, attenzione, perché c'è la Schenal che se la allunga 2 volte, con un po' di fortuna riesce a passare. Poi Niederbacher. Si prende un'ottima rimessa laterale, anche se adesso il Bolzano non ha più il compito di custodire il vantaggio, bensì quello di cercare il gol del vantaggio. Stesso identico compito del Veneto, che ci prova adesso, con Ceccato che va a servire Gritti. Ce l'ha sul destro, la palla in mezzo per Furlan. C'è Camara dall'altro lato, ottimo il controllo, poteva servire Ceccato, sembra aver perso un po' l'attimo, poi la difesa spazza via. Poteva sicuramente servire Ceccato e fare qualcosina in più. Il neo è entrato per i veneti. Anche il selezionatore Tosato Veneto spiega a Camara che poteva benissimo calciare da quella posizione lì, ma ha perso l'attimo sia per scaricare la sfera a Ceccato sia per calciare in porta. 4 minuti e mezzo alla fine della gara, ci sarà sicuramente un recupero sostanzioso visto il gol del pareggio e viste tutte le sostituzioni che ci sono state da una parte e dall'altra. La palla in mezzo, addirittura è rovesciata ad allontanare la difesa del Veneto, la palla rimane lì, passa Tosetto, ma la palla viene spazzata e attenzione al contropiede del Veneto. La tiene in campo con grande determinazione Ceccato. Palla in avanti, era uscita. Gritti aveva tentato di controllare la sfera e creare qualcosina di pericoloso per i suoi, ma l'arbitro, o meglio il guardalinee, il quarto uomo, visto che la sfera è uscita. Attenzione qui, Tosetto ci ha provato in tutti i modi, la palla è ancora sua, Baliva, c'è Tosetto, eccolo servito, la palla rimane lì. Ci aveva provato anche Paintner a calciare in porta, ma è stato anticipato dalla difesa avversaria. Ancora tanta densità da parte dei bolzanini, che hanno il compito di trovare il gol del 2-1. Hanno sicuramente il demerito di non aver custodito nella maniera migliore il vantaggio e di essere stati imprecisi su quel corner, che poi ha trovato l'incornata di Presotto, che ha pareggiato i conti. Attenzione adesso che Niederbacher era scappato via, ma è stato fermato dall'intervento della difesa. Il controllo difettoso di Paintner che passa avanti, la palla rimane lì. Ha rischiato qualcosina Gritti. Sgro ingloba il pallone. Adelini anticipato dal rimbalzo della sfera, non aveva calcolato bene i tempi. Poi il pallone per Paintner. Niederbacher in mezzo da Baliva, ci ha provato di testa. Gritti sbilanciato con enorme esperienza qui da Comploi Gritti, e c'è una sostituzione per il Veneto. Entra Oliver Tonali, esce Schenal. Una buona gara da parte del 19 Veneto, che ha provato a fare, aveva provato a trovare il gol del pareggio con una conclusione che però
è finita alta sopra la traversa, difesa da Sanfelice. Però questi quindicenni stanno dimostrando davvero enorme determinazione. Davvero una bella partita. Attenzione qui. Controllare sempre Tosetto. Non si intende con Niederbacher che è costretto a scaricare indietro il pallone. C'è Baliva in mezzo, Sgro arriva prima di tutti e spazza via il pallone. Impegnato di fatto Sgro solamente in occasione del gol, perché ha respinto prima la conclusione di Baliva, poi è arrivato dal cortivo a metterci una pezza e insaccare il pallone in rete. È stato impegnato solamente lì di fatto. La palla di Niederbacher poi allontanata. Baliva da solo contro tutta la difesa. La sponda per Tosetto, ottimo il lancio per Niederbacher in profondità. C'è ancora Baliva in mezzo che è da solo, raddoppiato Niederbacher, ne salta uno. La palla in mezzo, impreciso il passaggio. Gerotto ha modo di controllarla e far ripartire i suoi. Le squadre si sono allungate tantissimo, più di quanto lo fossero già sin dall'inizio della gara, di fatto che tutti cercano il gol, tutti cercano il gol del vantaggio, tutti cercano il gol del pareggio, tutti ovviamente cercano di portare a casa 3 punti importantissimi. Attenzione, Ceccato qui cerca l'inserimento di Camarà, trattenuto dall'avversario. Camarà col sinistro ha cercato di ingannare Sanfelice, ma non è riuscito, e c'è un altro cambio per gli altoatesini. Esce uno stremato Nicolò Baliva. Grande gara da parte sua. Entra Alex Bortolotti. Cinque minuti di recupero addirittura concede il direttore di gara da questo momento, quindi siamo a 35-30, quindi la gara si presume che finirà a 40-30. 5 minuti a partire da adesso, 300 secondi per cercare 3 punti importantissimi per ambedue le squadre. Bene, qui numero 17 cerca di allungare, poi Adelini. Ceccato, anche lui di un'ottima gara, c'era sul sinistro Ceccato, ne salta 2, poi viene atterrato, non c'è nulla per il direttore di gara. E attenzione perché la palla è ancora lì, Imbreule, si supera Imbreule, poi viene fermato. La palla finisce dalle parti di Camarà, sulla fascia sinistra, tunnel all'avversario, ancora Imbreule, altra bella giocata di Imbreule. Allarga per Agnelotto che si prende un ottimo corner, ci crede il Veneto, ci crede davvero. Sono passati 45 secondi dall'inizio di 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Mreola a battere col suo sinistro, la palla in mezzo, Presotto ci è andato vicinissimo, la palla è lì. Felici si supera ancora una volta Sanfelici, scusate, davvero qui non si è capito niente. L'incornata sembra arrivata da un giocatore in maglia azzurra che ha rischiato l'autogol. La palla ha toccato il palo, poi è finita addosso a Sanfelici che è riuscito a rifugiarsi in corner per sua volontà o meno. Ancora la palla in mezzo, allontanata dal Bolzano, ma qui si è reso pericolosa ancora una volta Presotto per la terza volta. Attenzione adesso perché è partita il numero 3 che si scontra con l'avversario, c'è Niederbacher, impreciso il pallone del compagno che viene atterrato da Ceccato. Fallo tattico da parte di Ceccato per evitare il contropiede avversario. Gran giocata qui del numero 7 indirettamente che ha commesso fallo su Comploi per evitare che gli avversari avessero l'opportunità di trovare il gol del 2-1, e considerando come siano messe le cose sicuramente sarebbe un traguardo disastroso per il Bolzano, considerando il vantaggio che è durato praticamente per tutta la gara. La difesa allontana, Tosetto in campo per tutta la durata della gara, ancora ne ha tanta. Poi il tocco di mano era sembrato abbastanza netto da qui, da parte di Paintner. Poi Furlan recupera il pallone, anche lui Furlan, grandissima partita. Sporcato il pallone dall'avversario, poi se lo va a riprendere, commette fallo Furlan.
Calcio di punizione per il Bolzano. Predica calma la panchina del Bolzano, evidentemente si accontentano del pareggio, comunque preferiscono scongiurare eventuali contropiedi avversari. Potrebbero portare i veneti a trovare il gol della definitiva rimonta. La palla in avanti per Camarà, che lotta con Paolazzi. La rimessa è per il Bolzano. Niederbacher, salta l'avversario Niederbacher, poi col destro apre dalle parti di Hug. Pallone impreciso, anticipato dagli avversari. Tonali, Ceccato, se la sposta sul sinistro. Mreule, la palla per Tonali, la palla rimane lì, la difesa allontana. Mreule a riproporre in avanti. Tosetto la fa sua, poi gli scappa il pallone. Sicuramente stanchissimo Tosetto, che da terra riesce a servire Unterweger. Poi lo stesso capitano azzurro cerca di recuperare questo pallone andato perduto dal numero 20 e non gestito sicuramente nel migliore dei modi. Poi qui si immola con Proi e concede la rimessa laterale al Veneto. Sono ormai le battute finali di questa gara. Manca meno di un minuto. La palla in mezzo di Ceccato, allontanata ancora dalla difesa del Bolzano. Ancora opportunità per il Veneto. Ceccato col sinistro cerca di controllarla. Arriva prima la difesa del Bolzano che spazza via, ma non c'è nessuno in attacco. Viene regalato questo possesso a Sgro. Il lancio in avanti, l'arbitro dice che va bene così. Finisce 1-1 questa prima sfida del girone B Under 15 e direi che è iniziato bene questo torneo. 2 gol nel giro di 70 minuti di gioco, più ovviamente i 6 minuti di recupero. Tanta intensità, tanta determinazione da entrambe le squadre, che hanno cercato di portare 3 punti a casa. Non sono riuscite, ma gli fa onore, perché comunque si vede che questi ragazzi hanno dato il 100% e ce l'hanno messa tutta, correndo per tutta la durata della partita e non mollando davvero niente. Allora vi salutiamo e ci rivediamo tra una mezz'oretta per la seconda gara di questa giornata dell'Under 17, sempre tra il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e il Comitato Regionale Veneto. Un saluto da Giovanni Indovina e un grazie al nostro operatore qui in tribuna stampa con me. Ci rivediamo per la prossima gara.